La prima ruspa per abbattere il complesso Serenissima di Via Anelli, i tristemente famosi condomini del degrado, accenderà il motore a settembre. È questa la previsione del Comune, che ha approvato in giunta la delibera per la demolizione dei 6 condomini attraverso il progetto esecutivo, un provvedimento che vale circa 4 milioni e mezzo di euro, 3,5 per gli espropri e le tasse, 1 milione e 100 per la demolizione, che durerà 140 giorni, 4 mesi e mezzo. Con Ater abbiamo staccato gli assegni per acquisire gli appartamenti, i 37 appartamenti di Ater, che quindi adesso divengono di proprietà del Comune. Un anno e mezzo fa mancavano 190 appartamenti ancora da acquisire, ora il numero è sceso a 20. E questi 20 sono tutti appartamenti su cui le procedure di esproprio sono già avviate e stiamo attendendo l'immissione in possesso al Comune di Padova. In buona sostanza vediamo il traguardo avvicinarsi e quindi la piena proprietà del complesso Serenissima. Una volta approvato nelle scorse ore, il progetto esecutivo di abbattimento andrà in gara con i tempi tecnici che prevedono le offerte delle imprese interessate. Penso che per settembre-ottobre inizieranno appunto i lavori di demolizione e di bonifica del complesso Serenissima. Sarà un momento storico, penso per il quartiere ma per tutta la città, veder demolire quelle palazzine che per anni sono state simbolo di degrado, di illegalità. A quel punto il demanio riceverà dal Comune l'area libera e bonificata e darà in cambio tutta la grande zona della Prandina, che diventerà così di proprietà del Comune. L'ultimo passaggio è l'impegno del demanio, che è già stato messo nero su bianco, a costruire la nuova questura di Padova proprio nell'area di Via Anelli, un'opera che sarà così anche profondamente simbolica.